Tu sai cosa ricorre il giorno de sa die de sa Sardigna? Eh, no. No. Ah, ok, allora ti devo mettere 2 nel registro e la prossima volta accompagnato dai genitori. Va In bene. pratica è il giorno della Sardegna. Sì, cosa fecero i sardi questo famoso 28 aprile Cosa faccio i sardi 1794? in Sardegna? Boh. Non me lo ricordo. No. Sardi, a noi ci piace. Cosa hai detto? Che non me lo ricordo, che si lamenta. Non ti lamentasa. No, no, non, boh. E tanto? Boh, non disco. Ti dinazzo io. Sì. Allora, nel 1794 i sardi si rivoltarono contro il regno Il regno di Emanuele, di... piemontese. non me lo ricordo il nome. Emanuele Ok. Filiberto. No, No. quello è nuovo. Ok, allora i sardi chiesero di poter ricoprire delle cariche pubbliche, ok? E questa cosa non fu accettata. Quindi i sardi si rivoltarono e cacciarono il viceré con tutta la sua corte sabauda. Bello. Quindi si festeggia esa barrosia? In un certo senso, perché comunque hanno avuto... Cioè, non è proprio barrosia. E che cos'è? Ottenere i propri diritti, diciamo. Come la chiameresti il sardo? Boh, non saprei. Troviamo una parola per qualificare questa caratteristica dei sardi, questa caratteristica che ha contraddistinto i sardi in quella circostanza. Coraggio. E sardo come fa? Coraggio. Su coraggio. Sì, Quanto coraggio hanno ora i sardi, secondo te? secondo me è quasi più niente. Ciao ragazze, posso farvi una domanda? Sa die de sa Sardigna, sapete cosa ricorre? Oddio. Preferirei non rispondere. No, Stiamo scoprendo che a scuola non ce l'hanno insegnato. no, a me sicuramente no. Siamo di una generazione diversa, però noi abbiamo fatto veramente poca storia della Sardegna. Signore impegnate in una conversazione, sa die de sa Sardigna, sapete cosa ricorre? Sì, allora praticamente è stata liberata la Sardegna dai piemontesi a Cagliari, dal re, chi era? Cacciarono il viceré? Sì, il viceré da Cagliari praticamente, i piemontesi che stavano preparando un complotto per... Non diedero la possibilità ai sardi di ricoprire cariche pubbliche. Sì. Oltre a questo anche volevano, comunque c'era dietro un complotto per affossare la Sardegna, per comandarla dall'alto, dal Piemonte, insomma, dal Piemonte, dall'Italia, dal governo centrale.